Ha spinto a terra la madre 65enne al culmine di una lite, procurandole contusioni al braccio e all'anca destra. Un 39enne di Altivole è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La madre è stata giudicata guaribile in 5 giorni. Per l'uomo, con alle spalle i precedenti analoghi, i militari hanno chiesto all'autorità giudiziaria di disporre l'allontanamento dalla casa familiare. Infortunio sul lavoro in tarda mattinata a Mogliano, in via Meucci, al centro macchine SRL. Un artigiano di 54 anni che stava eseguendo dei lavori di manutenzione sui dei macchinari si è ferito a una mano con un flessibile. Subito soccorso dal SUEM 118 è stato ricoverato in ospedale a Treviso. Sul posto per verificare la dinamica dell'incidente i carabinieri. Si è spacciato per un funzionario della regione incaricato di raccogliere una serie di dati, ma era un truffatore che una volta entrato in casa, senza essere visto, si è messo in tasca contanti e monili in oro per un valore ancora da quantificare. L'episodio ieri mattina in via Molise a Castelfranco, vittima una donna quarantenne che si è accorta di essere stata raggirata solamente quando il malvivente se n'è andato. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, a cui la donna ha fornito una descrizione accurata dell'individuo. Tentativo di spaccata intorno alle 2:30 della scorsa notte al negozio di ottica Leo Factory Store di via Cal Trevigiana, a Venegazzu. I ladri hanno sfondato la porta d'ingresso, ma immediatamente è scattato l'allarme. A metterli in fuga il tempestivo intervento di una macchina dell'arma. Ora gli investigatori acquisiranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non è la prima volta che l'ottica subisce l'assalto dei ladri.